Ricordati, Padre, della tua misericordia. Santifica e proteggi sempre questa tua famiglia per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale e li vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli d'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Padre, Padre,
nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino i miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io in te confido, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle vostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte in croce. Per questo l'ha esaltato, Dio l'ha esaltato.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: Chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù: Sono io. Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: Sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: Chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: Non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: Così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù:
Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: Non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: Non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: Che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: Sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: Dunque tu sei re. Rispose Gesù: Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: Che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Allora essi gridarono di nuovo: Non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: Salve, re dei Giudei. E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: Ecco l'uomo. Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: Crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa.
Gli risposero i giudei: Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: Di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo, chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: Ecco il vostro re. Ma quelli gridarono. Via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato. Metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti. Non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù, il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: Non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: Quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: Ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Se avete un crocifisso nella vostra casa, prendetelo e tenetelo davanti a voi. Magari copritelo con un panno che lo nasconda ai vostri occhi. Il racconto della passione di Gesù conclude con Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, loro due soli, che danno tenera ma frettolosa sepoltura al corpo di Gesù.
proprio come con i nostri morti in questi giorni. L'ultimo breve saluto con pochissimi familiari e il sacerdote. Anche noi qui sembriamo dare frettolosa sepoltura a Gesù in questo venerdì santo così scarno, la cattedrale vuota, una sobria celebrazione che voi seguite quasi clandestinamente dalle vostre case. Ma non vogliamo che sia solo una frettolosa sepoltura, un rituale dovuto. Nel suo venerdì santo Gesù non ha compiuto un rito, ma ci ha lasciato la nuda, forte, cruda testimonianza della sua passione e morte. Prega un inno liturgico: Ave, o croce, unica speranza in questo tempo di passione. Siamo davvero in un tempo di passione. Pensavamo che la passione fosse solo un rito della Settimana Santa. Non pensavamo certo di trovarci gettati noi pure a vivere collettivamente questo tempo di passione, partecipando alla Via Crucis dei malati, dei morenti, dei familiari che hanno perso un loro caro, del personale ospedaliero con tante vittime. In questo tempo di passione guardiamo con più intensità a Gesù nella sua passione e morte, e nel cuore ripetiamo l'antica preghiera: Ave, o croce, unica speranza. In questo tempo di passione accresci ai fedeli la grazia, ottieni alle genti la pace. Alziamo lo sguardo alla croce, ma la vediamo velata. È un uso della tradizione liturgica che sembra un retaggio del passato, ma la liturgia sa educare. La croce nascosta ci ricorda che velato è il nostro sguardo. Guardavamo il crocifisso con gli occhi dell'abitudine, senza meraviglia, incapaci di ascoltare la parola che il Signore ci dice dalla croce. Velato lo sguardo nostro come quello di Pietro dall'amarezza del nostro tradimento, come ci ricordava domenica scorsa Papa Francesco. Guardiamoci dentro. Se siamo sinceri con noi stessi, vedremo le nostre infedeltà, quante falsità, ipocrisie, durezze, quante buone intenzioni tradite. A suo modo, Pietro desiderava restare vicino a Gesù, ma non aveva messo in conto tutta la sua debolezza, si illudeva di amarlo. Il velo che copre la croce ci ricorda il velo della cecità e dell'illusione che ci ha impedito di vedere, come ha detto Papa Francesco ancora. Siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. E dalla croce ci par di udire ora la voce del Signore che ci dice: uomini di poca fede, Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. La croce verrà tra poco svelata lentamente a 3 riprese, esclamando: ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo Salvatore. Il significato è chiaro. Non si può ad un tratto scoprire il crocifisso che la Chiesa proclama come la suprema rivelazione di Dio. La croce resta velata al nostro sguardo finché, mossi anche dalla sofferenza, usciamo dal nostro guscio e nelle braccia aperte del crocifisso cominciamo a vedere Dio che ci è venuto incontro. Abbiamo letto in Isaia: molti si stupirono di lui
non ha apparenza né bellezza per poterci piacere, eppure per le sue piaghe noi siamo stati guariti. In questo eppure c'è un di più che non viene da noi. È l'altro, l'oltre, il tu, o meglio, il noi del Padre e del Figlio, che insieme compiono l'atto assoluto, gratuito, totale dell'amore per noi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. Ecco il vostro Re, esclama Pilato davanti alla folla. È vero, ecco il volto più bello di Dio, che ci viene incontro e con misericordia abbraccia questa fragile creatura che soffre nell'intimo, aspettando la redenzione del proprio corpo. Vorremmo essere capaci di ribaltare la risposta di Pietro quando i servi del sommo sacerdote ripetutamente lo interrogarono: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? E dire: certo che sono dei suoi, e che cosa bella è essere dei suoi, potergli appartenere anche in fondo all'abisso. La croce viene svelata lentamente, a più riprese. Ricordiamo il cieco nato e come Gesù lo guarì progressivamente. Dobbiamo ancora sostare presso la croce, accanto a Maria, al discepolo che Gesù amava, alle donne. Stavano presso la croce di Gesù. Stavano. Un tempo che dura ancora, che rende intenso, pieno questo nostro oggi. È importante questo stare. Gesù sta guardando e interrogando ciascuno di noi. Sta generando una famiglia nuova, la sua Chiesa. Donna, ecco tuo figlio. Ecco tua madre. E la sua Chiesa fa un tutt'uno con lui, con il suo Signore, lo sposo che l'ama. Vedremo questo nell'icona del crocifisso che tra poco sarà svelata e presentata ai nostri occhi. Vedremo Maria che fa un tutt'uno con Gesù, il corpo della donna a cui è donato di diventare madre, la Chiesa, fa un tutt'uno con il corpo del Figlio. È bagnata dal suo sangue, lavata dall'acqua viva che la rende bella, pura, santa. È vivificata dallo Spirito effuso dalle sue labbra. Chiesa che continua ad annunciare a tutti: chi ha visto ne dà testimonianza perché anche voi crediate. E offre la sorgente del battesimo e dell'Eucaristia. Il Vangelo racconta poi di Giuseppe d'Arimatea e di Nicodemo, 2 discepoli che uscirono dall'oscurità e con coraggio chiesero il corpo di Gesù. E nel dargli sepoltura venne fuori un affetto e una generosità impensati, forse anche a loro stessi. Quei 30 chilogrammi di unguento, di aloe e di mirra sembrano una esagerazione. Essi si presero cura con tutto l'amore del corpo di Gesù e ricordano a noi che Dio ha voluto abitare ogni carne umana. Riascoltiamo ancora le parole di Papa Francesco, Domenica delle Palme. La vita non serve se non si serve, perché la vita si misura sull'amore. Un'infermiera in reparto malattie infettive ha detto: non siamo solo le mani dell'operatore sanitario, siamo le mani della figlia, della moglie, del marito, le mani di qualcuno che vorrebbe esserci ma non può. Ecco, la croce, in questo tempo di passione, pian piano, rende nuovo il nostro sguardo e il gesto delle nostre mani. Lo rende spirituale, cioè ispirato dall'amore.
Dopo lo svelamento della croce quest'anno non faremo la devota e riflessiva processione per adorare la croce con il gesto del bacio. Dice Coelet, c'è un tempo per dare abbracci e un tempo per astenersi dagli abbracci. Certo, a casa possiamo dare il bacio al crocifisso, e non solo al crocifisso. Baciando Cristo si baciano tutte le ferite del mondo, quelle che gli altri ci hanno recato e quelle che noi abbiamo recato agli altri. Baciamo le ferite che ci sono nelle nostre famiglie. Il racconto della passione volge al termine. Il corpo di Cristo è stato deposto nel sepolcro e il Vangelo fa percepire una sospensione, un vuoto pieno di attesa. Penso al vuoto delle nostre strade, delle piazze, delle scuole, dei luoghi di lavoro, il vuoto delle nostre chiese, il vuoto che lascia nell'animo questo lungo tempo senza abbracci, che ci priva della presenza dei volti e delle persone amiche, il vuoto lasciato nelle famiglie e nei cuori dalla scomparsa improvvisa di un familiare, il vuoto che ci sta davanti perché non sappiamo come sarà il dopo, un vuoto che inquieta, che preoccupa, che angoscia. Ricordiamo Maria del Sabato Santo. Come lei, la Chiesa, che ha sentito l'abbraccio dello sposo, vive nella speranza. Egli ci ha insegnato a restare saldi nella fede, nella fiducia, fino alla fine, sopportando con pazienza le situazioni difficili e avverse. Così scriveva nel suo diario Etty Illesum, prima di morire ad Auschwitz. Ma cosa credete? Credete che io non veda il filo spinato, che non veda il dominio della morte? Li vedo, ma vedo anche uno spicchio di cielo, e questo spicchio di cielo ce l'ho nel cuore. Io vedo la libertà e la bellezza. La speranza non è illusione, è forza nella debolezza. E un poeta scrive: il Vangelo si legge come le lettere ebraiche, che si leggono a partire da destra, dalla fine. Il Vangelo si legge come le lettere ebraiche dalla fine. Inizia dalla risurrezione, dal sepolcro vuoto. La preghiera che ora faremo è chiamata preghiera universale. In questo momento uniamoci tutti, quelli che siamo qui, pochi, i molti che seguono attraverso le onde televisive. Uniamoci a questa preghiera. È una preghiera che viene elevata al Signore con grande fede a partire dalla contemplazione della sua passione e morte e risurrezione, cioè dell'amore che Dio ci ha donato in Cristo. Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace,
la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia perché la tua Chiesa diffusa su tutta la terra perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco, il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per il nostro Vescovo Corrado, per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, per coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per i nostri catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei nostri catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti tra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa.
Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per gli ebrei, il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo possano entrare anch'essi nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità, camminando alla tua presenza in sincerità di cuore. E a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore nostro Dio illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano,
perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché liberi il mondo da ogni disordine, allontani le malattie, scacci la fame, renda la libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna. Dio onnipotente ed eterno, conforto degli afflitti, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell'umanità sofferente, perché tutti si rallegrino di aver ricevuto nelle loro necessità il soccorso della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché liberi tutti i popoli colpiti dalla tremenda pandemia del Covid-19 ed in modo particolare la nostra nazione italiana. Conforti quanti sono contagiati e i loro familiari, sollevi quanti sono in rianimazione, sostenga i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario, benedica la cura pastorale dei cappellani ospedalieri, asciughi le lacrime di quanti hanno perso i loro cari, doni pace e indulgenza a quanti sono morti, ridoni a tutti la forza di riprendere la vita lavorativa, scolastica, economica ed ecclesiale. Dio onnipotente ed eterno, speranza di quanti gridano a te, ascolta la supplica della tua Chiesa e dona al mondo provato da questa grave epidemia e dai suoi flagelli la salute, la prosperità e la pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo Salvatore del mondo.
Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Popolo mio, che male t'ho fatto, in che t'ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e tu hai preparato la croce al suo Salvatore. Perché ti ho guidato 40 anni nel deserto, ti ho sfamato con manna, ti ho introdotto in paese fecondo, tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Popolo mio, che male t'ho fatto, in che t'ho provocato, rispondimi. Santo sei Dio, santo sei onnipotente, santo sei immortale, abbi pietà di noi. Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della croce è il sangue di Gesù. E questo
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù, non diventi per me giudizio di condanna, ma per la tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ci uniamo alla celebrazione attraverso la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. È giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici ho detto che questa è la vita, conoscere te e il Figlio tuo, Cristo Gesù. Erano tuoi, li hai dati a me, e ora sanno che torno a te. Hanno creduto, conservali tu nel tuo amore, nell'unità. Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua parola è verità, e il loro cuore sia pieno di gioia, la gioia vera viene da te. Io sono in loro e tu in me, che siamo perfetti nell'unità, e il mondo creda
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della preghiera ultima, una parola di saluto a tutti quelli che hanno seguito questa liturgia in modo diverso dagli altri anni, attraverso le frequenze della Tenda TV, che ringrazio vivamente per il servizio che sta facendo. Aiutati dalla sobrietà dei segni liturgici, dalla ricchezza della parola ascoltata, dall'omelia ispirata di Don Graziano, che ringrazio, dalla preghiera che la liturgia ha posto sulle nostre labbra, sul nostro cuore, abbiamo vissuto intensamente questo momento. Io mi auguro che così sia stato anche per ciascuno di voi. Resterà certamente nella memoria questa liturgia. Facciamo che non sia solo un bel ricordo o un brutto ricordo, dipende dai punti di vista, ma sia un'esperienza di relazione con il Signore Gesù, che ha dato la sua vita per amore di ciascuno di noi, per amore di tutta l'umanità. Tu hai dato la tua vita per me. Grazie, Signore. Aiutami a vivere per corrispondere a questo tuo amore. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con Lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna.